patatis, così dopo fai un buon purè. Pan e salam, così dopo farai anche un buon paninut e latte per toglizione. Coventi all'alcatri, vedi? No, la cioccolata non te compri. Us. Ieri da ora dismentiamo dai us, levain e farine di flor. Oh, mandi fruits! Sì, ho capito bene. O soi da ora scrivi gli ingredienti che coventi per fare una buone torte. Sì, per fare una buone torte prima a coventi in tanti ingredienti e poi dopo si hanno di messe da tutti insieme per fare un dolce pardabon speciale. Va bene, figli. Ti chiedo anche il salmone. Ieri va della giornata, Vasarino le ridate, con bravura io t'aldis, la mia tu parenti amis, tutti insieme in te chiasutte, ascoltaremo le storiute, conti giù se mostri di, ogni dì si fa così, tutto primier do gran furlan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan lontan, sta ferti anche alla mamma, tutto primier do gran furlan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan lontan, sta ferti anche alla mamma, e non sta là lontan lontan, sta ferti anche alla mamma. Vemo figli, hai fatto la spesa, hai comprato tutto ciò che mi covente. Io dico qui che non scrivo. Mandi d'aria. Io sono là tal'ordi mio nonno e ho vinto intierati gli patatis. Ho vinto spietà 3 mesuzi e dopo si può inchiappare su. Mamma, Ettore. Mandi Ettore, c'è bravo, tu e il nonno che avessi intierati gli patatis. Come avessi dispietà che il tempo al passi e che li sfasi cressi. Sicuro, perché tutto quel tempo al mude, al cres e al cambia. Volevo ovvio di con me c'è molto che il tempo al cambia le robis, venite con me. Talort, omet, prima une semenciute, con pazienza e aghe, dopo gli une plantute. Isal qualche du? Prima tu ieri sin tu move, strente criput, e dopo vetica tu sei un po' lecciuto. Oh, c'è timpat! Prima un laccio e noi rabbiosi. Dopo un arc di San Marco di 100.000 colori. Prima tu polsi scuiete dentro di une galette. Dopo tu diventi su une pave elisere che svolette. In invier prima tante neve ven giù. Dopo io un pipin di neve lo fa su. Prima metto flor, us, levain e marmelade. Dopo tutti insieme messe dazzi, une buone crostate. Volevo farmi domande su altri argomenti che avete tante curiosità? O volevo fare une dediche? Mandai a mamma, che aiuto sportel furlan, pont e u. O mandai un WhatsApp a 3
siet un, 4 siet doi, 9 0 doi doi. O le arai tu in trasmissione. Velu di Federica Biancuzzi. Velu il pit calbat tic tac, vele la gambe che a voi di là, vele la man che fa maman, velu il braccio che al va lontan, velu il dedut che al dis e lassù, velu il chiav che al fas cucuc. Cusine e iebette, nessun iepette, je e ul cognossi dut, e cirgnovis da pardut. Pascoltale io soi pronte, cui sa uece che non sconte. Mandi frus, mandi di bette. A ce coventi no chestis manecis? A coventi, par butavie, li scovacis. Sì, io so un texto meghina io. Quasi tut. C'è codoprin, dopo, all'alg di butavie. Io qualche volta mi domandi, ma tu la butti o chest? Uai mangiadis les merendotis. Buenis. Con la cioccolate. Us place a altris la cioccolate? Allora, prima li sai mangiadis e dopo bevi di butta via la confezione che gli è fatta per un toc di plastiche, per un toc di chiarte. Allora, o dividing i due tocs, plastiche te plastiche, chiarte te chiarte. Pisaisi di non mangiare ma se mi rinduti se. Pecca, pennarei, non funziona in più. Allora io butti dentro te plastiche. No. È vero, il pennarello è fatto anche di industrie che non si può dunque dividere le plastiche e allora lo buttite indifferenziate. Penis, lapis e pennarei. Non stinga a stracciaio però, se anche mo funzioni. Quella mattina ho fatto un'egulizione sane e tan buone. O hai mangiato tanti naranci, ma sono restate le scosse. Tu la sbutti. Bravs, li sbutti tal umid. Ale di tantim che non giui con che has giocato. Forse so io massa grande per dopralo. Tu la lo butti. Beh, prima di buttarlo o domandi a mio barbe di come darlo. Se arriva, o domanderai a qualchidun salul dopralo e magari lo presterai o lo regalerai a qualchidun che lo gioca con lui. Sì, Frus, perché bisogna imparare a non stracciare le robis. Mandi di bete, la scovacce, tal bidon e va drette. Mandi di bete ni su me pette. Mamma. Sapevo qual è il colm per un ghial e una ghialine? Ve li speni se non jessi bois di scrivi. Sandri al domande a Saussure. Quando puoi non sta 3 dinosauri so de stesse ombrene
senza bagnarsi. E Saussure rispuint, quanche non pluv. Uè, o l'invie, lì di Martina in fattorie. Met une barette e chiol une borsette. Come frusse e tacche, tante musiche con sacche e buracche. Mandi frus, mandi a duc de bande di Martina e benvenuti a Sacche Buracche. Voi ai voi di presentaus dalis besteutis propite bielis. Chi ondaiune, ma viodin troscasson, vigni con me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lis besteutis a son una me grande passione. Ma la passione più grande sono gli sfilainis e proprio una a scomincia con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ma vi dico, la nostra mia Nicole c'è molto conte chi ste filaine con la sua chitarra. Nicole! Nicole! Mandi frus, sapeis o contà? Contigli insieme. Un, due, tre, quattro, cinque, sei, siete. Un, due, tre, quattro, cinque, sei, siete. Un, due, tre, bambinute ven con me. 1, 2, 3, 1, 2, 3, bambinute ven con me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 1, 2, 3, bambinute ven con me. 1, 2, 3, 1, 2, 3, bambinute ven con me. Mamma, frus! Brave Nicole, proprio te brave. Ma vi dico come il nostro DJ Tubet cerca il combine col suo rap. E benvenuti a questa nuova puntata di Sacche Buracche. Chi te laghe, tal tornap, ascoltica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 1, 2, 3, bambinute ven con me. 1, 2, 3, 1, 2, 3, bambinute ven con me. 1, 2, 3, 1, 2, 3, bambinute ven con me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un, 2, 3, DJ Tubet, il re del rap. Per voi, Sacche Buracche è finite. Si vede la prossima volta, une bussate di Martina. Mandi!
Vigli, tu sei il solito golosone. Tu hai finito tutte le torte che avevi preparate per farmi rinde. Chiale che dopo ti dulirà la panza, tu vioderas. Ma chissà se tu eri così golosone anche quando tu eri piccinin, piccinin. Anche su di te il tempo ha fatto il suo lavoro. Ah, sì. Sì, anche su di me. Sì, le giornate se il tempo a passi e no, o cresci sempre di più. No, tu più grande no, figli, No, se no non sai più tu la mettiti a dormire. Mamma, fruzzi. Mandi frus! Oi, c'è spettacolo! Sono appena state a fare una visita al che c'è lì dall'immaginario scientifico di Trieste. Sì, o hai veduto sperimentati robe incredibili, o hai doprati impresi interattivi per scoprire fenomeni naturali. C'è? C'è diseso? Che sono altri due centri didattici scientifici in nostra regione. Ah sì? Una a Pordenone e una a DDA. Ma DDA ha le donne di chiesa me. Ma non sono mai state. Dunque, mi è venuta gole di fare una visita anche là. E come mi è venuta anche gole di fare qualche esperimento in chiesa. Mandi Daria, o ai non Fabio e a soi di DDA. La maestra non sa domandare di fare qualche esperimento a chiesa e di spiegarlo per Furlan. Mi aiuti stu par plasè? Mandi Fabio, la tua domanda è quale giusta perché io vuoi proprio fare qualche esperimento. Andiamo a prepararsi. Metti in su un chiamesot come quel dai scienziati per non sporchiarsi. E un par di occhiai di scienziato. E ho sin pronto. Com'è? Ci rinrobisco, sono sicura che si chiatino in tutti gli stiasis. Andiamo in cucina. Beccavo l'idea. Chiolin un pomodorut, une bacinelle, sal e une caraffe di aghe. Metti il pomodoro dentro le bacinelle e riemplinle di aghe. Che light frus? C'è fase il pomodoro? Stai al su o vadi al sotto? Al va sotto aghe. Come che light ben che us mostri un trucco per farlo restare su. Giuntinte aghe il sal e messedin. Un biodeso? Come il pomodoro al vongole sore aghe. No, questa non è una magia fruz, ma è scienza. Il sal ha aumentato la densità de aghe, venga stai le ha fatte diventare più pesante. Hai avuto un'altra idea, fruz? Chiolin une bacinelle, pepe armasanat, aghe, savon per i plas e un det.
buttin laghe te bacinelle. Così. Sparnicin il pevar masanat su laghe e chialait il pevar al reste per zore de aghe. Mettin il det dentro de aghe. Ioi il pevar non svendoglie e si tache anche un tic te nestre piel. Ma come? Sfreolin il det col savon, così. E tornin a metterlo dentro te aghe col pevar. Chialait, il pevar si slontana sempre di più dal nostro det. E sapeso perché cal succede? Le molecole che compongono l'aghe stanno une d'ogni di che altre e formano une pellicole che hanno tensione superficiale. Quando il savone e l'aghe si toccano, le molecole di aghe si slontanano, la che è anche moche tensione. E se alle alzore di aghe come il pevar da questo esperimento, anche che si slontane, lant bande c'è che non ha il savone, come l'or de bacinelle. Perché il frus è un lavoro importante, lavassi le mani con aghe e savone. Il savone al fa schiampa via di corse anche i microbi, come che l'ha fatto col pevar. Per voi buon esperimenti, ma se son plasus, on fasarin altri. Volevo farmi domande su altri argomenti che avete tante curiosità? O volevo fare una dedica? Mandai a mamma, che aiuto sportel furlan, pont e u. O mandai un WhatsApp a 3 7 1 4 7 2 9 0 2 2. O le arai tutto in trasmissione. Fasin un gioco. Vedete se sei stati attenti di lunghe puntate. C'è vino giuntato perché il pomodorut al vongola su laghe? A. La miele. B. Il sale. C. Il zucchero. La risposta giusta è che della lettera B. Per far sta sulla superficie de aghe un pomodorut o vin doprat tant sale. Come c'è vino sfreolati il det per far slontanare tra di loro i grignei di pevar dentro i te aghe? A. Senape. B. Mil. C. Savon pa i plaz. Il det col savon pa i plaz alla fatto slontanare tutti i grignei di pevar e che son las fin talor de bacinelle. Avevi indovinato? O se sulla strada giusta per poter diventare brav scienzias. Pierutta torna a casa di scuola e al dis a suo pari. Papà, io sono stato un lavoro d'ogni dal dis in scienze. Oh, bravo! Ha sto chiappato un nuovo. No, alla chiappato di Mark, che l'è sentato d'ogni di me. Mark e Luca sono compagni di scuola e Mark aiuta il suo amico in tai compiti di matematiche. Ascolta Luca, se io ti do 2 cunings plus 2 cunings, 3 cunings astu e che l'altri 5. No, ti hai detto, facciamo un esempio, se io ti do 2 jas plus 2 jas, 3 jas astu e Luca 4.
Beh, non. Allora, se io ti do 2 cunins, più 2 cunins, 3 cunins sastu. Sempre 5. Perché a casa è un dai già un. C'è bien fa esperimenti. Con la pratica si arriva anche a capire robe su nevore difficilutis. E io ho anche capito in maniera scientifica ciò che succede con aghe e savò. E ti pensi tu di che volte che Fri e Ulli non hanno insegnato un nevore ben a lavarsi gli mans? Tornin a viodilo insieme ai nostri amici di chiesa. Mamma, Fruz. Fri e Ulli e gli sbesteatis. Lave di spes lis mans con aghe e savon e per tant timp, al mancul par 20 seconds. Intant che si lavin, disin su che stenaine. Ursule par ursule, ce fastu su che vid, o mangi pan e coccoli, se o spieti gnò marit. Mio marito alle latte in Francia a comprare une belance, par pesasso barbe crot, che al pesave si se bot. Al llevave la mattina, al scovave la cucina, al piave il fogarut, io c'è brav che l'ho menut.
portiti sempre da ori faccioles di chiarte. Veiuca! Dopo che tu iu has dobrats, butti iu te scovaci se laviti subit lis mans. Se no tu has con te i faccioles di chiarte e ti ven di starnudà o di tossi, fasilu dentri dal comedon. Sì. Come? O valai di lavami anche il comedon? Chestis regulis, a coventin par proteginus no e lis personis che ovin doglie. Anche questa le umut par volessi ben. O mandi un curisin a tutti i miei amici. Chiale vigli, chiale troppis ricetis de tradizion ca son ca in Friul. O soi da ora lei che libri, il grand libron de cusine che mi ha prestato me agne. Io din qualche idea. Chiar son sculis ierbis, fritulis di miluc, musette broade, polente, gubane, pierzolade. Mi è proprio vignude gole di fa une ricette. Parune mea mie, Anna che ue e ven a chiatami. Vignit con me. Mandi Daria, no a chiase o sin in quattri. Mame, papà, Alessandra e io, che sono Giorgio e che ho ai 7 anni. Non è Angela e fa un frico un evore bon, culont. Non è Anna che il dur. Mame lo fa scul montas. E tu, c'è mod fasi stu il frico? Mandi, Giorgio. Mandi, Giorgio. Ho confessati che io il frico non lo hai mai cercato per via de me intolleranze al latte. Però ho aiutato me anni a farlo tanti svolti. È un mangià tipico dal Friuli e la sua origine è un'evore antica. Il biela è che ogni famiglia in Friuli ha la sua tradizione tal falu e io ho sconti che de me, che è proprio che plui doprade, che hai anche chiatade dentro di ches libron di cucine. Dunque, fruz, come spicciai ben li sorelis e ascoltai la mia ricetta per fare il frico. O sei sicura che us vignerà la ghegole e che us vignerà voi di domandare a vostri pari, a vostre mari di poter farlo insieme. Sì, perché per fare di mangiare bisogna essere sempre aiutati di un grande. Prima di tutto, lavai le mani. Poi dopo gli ingredienti per 4 persone per fare il frico sono questi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 patatis, 150 grammi di formaggi montas o di lattarie o di malghe di 3 mesi. 150 grammi di formaggi montas o di malghe o di lattarie di 6 mesi.
ci vuole? Un po' di ueli, pebar, sal. Cemut fa il frico. Taglia la cevola fine e fale dislidi in une padiele con un po' di ueli. Taglia gli spatati finis e giuntali ste padiele con la cevola. Messe da, perché non si tacchi. Metti une prese di sal e un po' di peper. Tagliato così il formaggi e giuntalo te padiele. Messe da benon, gli spatatis, la cevola e il formaggi tra di loro. Come arriva la parte più difficile. Quando il frico alvarà fatta la crostute sotto, bisogna voltarlo perché si quei anche di che altre bande. C'è molto che si lo fa, hanno dimostrato i vostri genitori, sì, perché per fare il frico bisogna essere aiutati di un gran come anche per tagliare gli ingredienti. Esistono tante versioni per fare il frico e qualcuno adopera anche ingredienti speciali come per esempio pomodoros, yerbucis, milucci e qualcuno adopera anche la squette fumate. C'è maravè, frus! Ogni famiglia ha la sua ricetta per fare il frico. E altri frus, vedo per caso un'idea di un ingrediente speciale di poter giuntare per il vostro frico di famiglia? Volete farmi domande su altri argomenti che avete tante curiosità? O volete fare una dedica? Mandate a mamma Caiut Sportel Furlan Pont EU o mandate un WhatsApp a 371 472 9022 o le avrai tutto in trasmissione. Un toc di formaggi si chiale tal spieli al dis. Non so i gran informe. La mamma di Pierute manda Sofì a comprare il latte. Pierute al va dal casare al domande: scusi, per piacere che mi dedi 1 chilo di latte, gracis. No, Pierute, ma il latte non si misura in chilo. Corpo, scusi. Allora, mi dedi 1 metro. Poi di mattina ho chiatato sulla tavola un krafen, 2 brioche, un panin con la marmelade, un toast e intanto che ho viaggiato la bocca per mangiare queste gulizioni al che c'è, e io sono una delle svearine!
son buinis lis pomis in gran quantitat. Se tu mangis tantis, no tu stas mai mal. Son coloradis, gustosis, sauridis, con gran place, lis ai tutis finidis. Ridade la ore o vesti capì, mangiando insieme qual sune misti. La taule con biondo volì pareggiar, la fame e tante amica mangià. Ridade la ore o vesti capì, mangiando insieme qual sune misti. La taule con biondo volì pareggiar, la fame e tante amica mangià. Ciao Vigli, ti hai lasciato un tocco di frico che hai preparato per me a mia che venga a chiatami, i plasone di Muri. O hai anche giuntato i miluz come ingrediente speciale, sì. C'è? Queste ricette non le avevi mai sentute, Vigli? Frico e salmone? Mamma, fruits. Mandi fruits. Sapeso du la cosoi? O soi te me stanze preferite di chiase? Lì che io e la mia famiglia, o sunin e o chiantin. La costin proprio bene, sì, e può dare esclamare proprio della stanza de musiche. Come us mostri qui calzone con me. Che l'aiù a lei il liron e lo suone mio pari Roberto. Che a manciampe a lei il clarinetto e che lo suone mio cugin Flaviano. Che a man drette e le armoniche e che le suona mio Barbe George. Che si investit a lei il mio amico Flaut Traviers che ho imparato a suonarlo a scuola. Il suo suono mi piace di morire, è un evore dolce. Questa è la mia preferita. Queste fruits e la sunette. Che per italiano si chiama armonica a bocca. Fruits. Questa è la ocarina. È un po' difficile di suonarsi. E questo, o sai che per italiano si lo chiama scacciapensieri e per furlan si chiama tintine. Queste non sono buone di suonare. Mandi Daria, o hai non Stefano e o hai di Sainz. Io ho suoni la chitarra in tutte le orchestre del mio paese. Quali sono gli strumenti che si suonavano una volta? Erano come i nestris. Mamma, Mandi Stefano, bravo, la musica è stial del cuore, fa proprio bene. Ascolta, stan che ni io, ni tu, ni frus di chiase, a ieri che smont tanti in da ur,
Io e video vin deciduto di montare su sulla macchina dal team, che macchina speciale che nos porterà in daur, in un periodo lì che o può dare in intervista personaggi che nos aiuteranno a dare una risposte alle tue domande. Viergi ti porte, sbassi ti mur, covin di là insieme tanti tempo in daur. Spicciate le sorellis? Battetemi la mano, o l'induchi insieme in un team tan lontano. Mandi! Mandi Giorgio Mainerio! C'è spettacolo, Frus! Il signor Giorgio Mainerio alle daur a scrivere partiduris per strumenti a flat. Che volte che lui ha vivuto e si è diffonduta la polifonia. Venga stai la musica e il chiant a pluivos. D'ogni dal chiant si giuntava in il suon de trombe e dal trombone. Dal 1600 e anche dopo ai Furlan surplaseva suonare un strumento che si chiamava bugul e che la sua cassa di risonanze ascoltando bene era una coce, sì, pardon, una coce, con dentro un mani, con une guarde che si sfreava con un archetto. Come saludin il 1500 e con la nostra macchina speciale svolin verso il 1900. Frus, che la io insomma, alle Gaetan Perusini. Lui ha vissuto dal 1910 al 1977 e ha aiutato in tai studi di culture e di tradizioni in Friuli. Lui dal sicuro al poter aiutarnos. Mandi, signor Gaetan! Arrivi dal 2022 e arrivi di una trasmissione che si chiama Maman e i frus che lo seguissi mi hanno domandato quali erano gli strumenti che si dopravano una volta. Ja, det som ikke du vet at de vet, men man kan inte sådär. Ja, man kan inte vara det. Det skulle man aldrig kunna vara sådär. Ja, men vet du vilket som är med i livet nu? Ja, jaha! Ja, det kanske var till och med det. Aha, det kanske vet med det. Grazie sunevore, arriviodisi, Maman. Frus, signor Gaetan mi ha contato che fino alla metà del 1600 si suonava in pal più strumenti a flat, tanto flauts, oboe e cornamusis. Frus, come si arriva storno la metà del 1900 e che laiù è il signor Gilbert Pressacco. Ja, det som inte du vet att de vet, men man kan inte vara sådär. Ja, man kan inte vara det. Det skulle man aldrig kunna vara sådär. Ja, men vet du. Signor Gilbert Pressacco mi ha contato che una volta in Friuli si dopravano anche i cimblis, partalian cembali, che sono parecchi dai tamburs che coventavano paritma gli stianzons. Lui nos ha anche contato che una volta in Friuli erano anche suonatori di sedons. Ah sì, di sedons che prima erano di legno e poi dopo di metallo. Un altro strumento che ha avuto tanto successo in te culture popolari furlane è l'armonica. E gli pratiche per via che non covente accordale e no dome e suona la melodia, ma fa anche l'accompagnamento ritmico e armonico. Un suon quasi simile a quel de armoniche è quel de sunette che per italiano è l'armonica bocca, che è anche più semplice di portatore, per via che tu puoi anche tignile in te sacchette e tu le suoni con la bocca sofflante o aspirante. Oh, chialait, questa è uno dei strumenti musicali più antichi del mondo, la tintine, e è fatta di metallo
a forme di fier di chiaval con tune lamelle di metal talmiec. Il musicista ten il strumento fra i denti e la bocchia fa di casse di risonanze. C'è fatturi sfrus! Volevo farmi domande su altri argomenti con tante curiosità? O volevo fare una dediche? Mandai a mamma che aiuto sportel furlan, pont e u. O mandai un WhatsApp a 3 7 1 4 7 2 9 0 2 2. O le arai tu in trasmissione. Fasim un gioco. C'è strumenti isal. Ascoltate e provate a indovinare. Siete pronti? Allora, via! Il strumento che avete ascoltato è il clarinetto. Provate ad ascoltare com'è. C'è strumenti isal. Il strumento che avete ascoltato è il cimbali. Avevi indovinato? Bras! Giovanni al dis a Pierotto. Sai tu, la musica è formata di 7 note. E Pierotto, orpo! Allora il mio diario è un ver pentagramma. 3 musicisti affevelen dai loro concerti. E il primo al dis, io ho suonato in te orchestre de filarmoniche di Vienna il prim dall'anno. E il secondo, e io ho suonato alla Scala di Milano e l'ultimo cumbraure. E io invece ho suonato per di Sainz al Conservatorio di Roma. Peccato che nessuno mi ha mai tirato giù della porta. Sonute armoniose, tutti assoni ben in pose, loro formin une orchestre, dire giuste signore mestre. In prime file Giovanni, zin zin zin.
Mi visi che tanti tempo in da urto avevi staccato a suonare il flauto come me. C'è mo sei tu coi studi? Vabbè, tu mi fai ascoltare, però tu has di sapere che paresi un vero componente delle nostre famiglie non basta un solo strumento, al manco il doi, sì. No, l'armonica e il liron non è il caso, sono masse grandi per te. No, il clarinetto ha le masse lunghe. No, anche il violino ha le masse grandi per te, dal sicuro. Tu potresti imparare a suonare la tintina, sì. E è un'evore pratiche e facile di portatore, sì. Così, magari, tu me l'insegni anche a me e via dell'ore, lo impari anche io. Mamma. Ieri va della giornata, Vasarino le ridate, con bravura io t'aldis, la mia tu parecchi amis, tutti insieme in te chiasutte, ascoltaremo une storiute, con di giù se mostri, ogni di si fa così, tutto primiero gran furlan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan, sta ferchiacchia la mamma, tutto primiero gran furlan, non sta piedi di